Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano, e oggi vorrei parlare della quinta dimensione, ma anche della sesta o della settima, a dipendenza del percorso New Age che uno sta seguendo. Però prima di fare questo, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Gara, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove nel gruppo degli magici arcieri Bertoldini in Telegram alle 20:30 ogni lunedì sera il vostro Marietto, coadiuvati da The Gara, Marietto e dalla Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati, i link li trovate qui sotto in descrizione. Eventualmente se volete lasciare un like o un bel super like chiaramente e un bel commento, il vostro Marietto è sempre ben contento. Bene, parliamo un po' di queste persone che non hanno ancora in un certo senso visto bene che cos'è questa quinta dimensione, un po' perché parlando sui social, leggendo qui e là, si è un po' distratti, oppure diciamo che si è avvolti a livello mentale da questo sogno della quinta dimensione. Nel mondo cabalistico, ma anche in quello tibetano, no? In alcune religioni del Tibet, mettiamola giù così che è più semplice, ma nel mondo cabalistico, e vi ricordo che la Cabala non è una religione ma è una scienza, è la scienza che tramite un disegno molto semplice, la scala di Jacob praticamente, o l'albero sefirotico, fa spiegare che noi siamo qui per tornare a casa, all'Adan Kadmon o alla Keter, chiamatela poi come volete. E questo sarebbe tradotto nel linguaggio New Age una quinta dimensione, però per i cabalisti si chiama mondo a venire. Ma dov'è questo mondo a venire? Questo mondo a venire è qui intorno a noi, è sempre esistito e non bisogna fare nessun salto quantico. Bisogna solamente armarsi di pazienza, armarsi di volontà e cercare un rabbi che vi spiega e abbia voglia e si senta e capisca che voi siete all'altezza di poter cominciare questo percorso. Teoricamente tutti, dico tutti, possono raggiungere questo mondo a venire, proprio perché praticamente si è immersi. Però purtroppo le persone sono legate o hanno dei cancelli mentali immensi. Questo perché? Perché chiaramente non è per tutti, perché secondo i cabalisti, anche se non lo gridano ad alta voce, solamente 600 scintille o 600 anime fanno parte dell'anima prima, 600.000 scusate, ripeto, 600.000 anime. Quindi tutti gli altri non sono parte di questo progetto cabalistico e quindi continueranno ad andare su e a scendere, diciamo così, come delle palline a ping pong, no? Come gli yo-yo di Dio e della Keter, ma nella realtà non sono destinati a entrare in quella che loro pensano la quinta dimensione. Ma continueranno a illudersi proprio perché sbagliano porta, anche perché i cabalisti, ve l'ho detto, hanno messo dei cancelli. Quando uno se ne accorge, no, che ha dei limiti, la cosa importante è riuscire a cercare e avere la grazia della Keter di incominciare a cercare un vero cabalista, un vero rabbi che abbia la volontà, la voglia e il tempo di spiegargli le cose, perché sono rari come mosche bianche, chiaramente, no? E gli altri cosa fanno? Gli altri vivono in questo loop infinito di, come si suol dire, nueggiate, per non dire un'altra parola, in cui si sperticano in parole della serie tornerà il Cristo, avremo il salto quantico, basta fare Om e si entra in vibrazione, insomma, tutte quelle cose, arrivano gli extraterrestri, sento le canalizzazioni, o i medium, tutte queste cose qui sono anche carine, cioè uno può andarsi a vedere un film, uno può stare attaccato al social e leggere queste cose qua e si fa una cultura, però non hanno niente a che vedere col mondo a venire. È un classico discorso da sfondo latino, cioè saturniano. Io vi ho già spiegato che Roma si chiamava Saturnia prima, e sotto questo influsso chiaramente si è sviluppato il latino e i latinisti, diciamo, quelli che avevano in mano le cloche del comando, per ben, diciamo, dal 400 d.C.
al 2000 praticamente, fino a qualche anno fa, prima che arrivassero i social, avevano il dominio praticamente assoluto, almeno in Occidente, di questa che noi chiamiamo religione, e quindi dovevamo sempre aspettare un salvatore che venisse dall'esterno di noi. Poi chiaramente è arrivato dall'Oriente un gruppo esoterico che in un certo senso era non pilotato, ma ha aiutato anche dei cabalisti, e si è cominciato a capire che il Cristo, al posto che cercarlo fuori, che dovesse arrivare, bisognava cercarlo dentro di noi. Quindi dopo che arrivò questo gruppo esoterico, che possiamo definirlo qui in Occidente gli antroposofici, adesso non mi viene bene il nome, praticamente noi abbiamo cominciato a capire che al posto dell'esterno bisogna trovarlo all'interno del nostro Cristo, la nostra Keter. Quindi, cari amici, quando voi incominciate a sentire gente che parla della quinta dimensione, dei salti quantici, di canalizzazione, state attenti, perché state deragliando, state allontanando da voi il mondo a venire. C'è solo quello lì. Poi bisogna anche stare attenti che ci sono alcuni rabbi che dicono delle cose non tanto per, in un certo senso, aiutare, ma proprio per far star fuori quelli della mano sinistra, o quelli che proprio non sono destinati in questa vita a entrare in questo cammino a ritroso, proprio perché non è ancora per loro il momento. Quindi bisogna sempre stare attenti, occhi belli spalancati come dei fanali, e orecchie alla Topo Gigio, come quando io ascolto il Dante, che mi piace sempre ascoltarlo. Bene, cari amici, detto questo, quelli che stanno aspettando la quinta dimensione, mi dispiace per loro, ma sono seduti sulla sedia sbagliata. Detto questo, il vostro momento è finito, vi ringrazio di avermi seguito fino qui e vi aspetto invece nel mondo a venire. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!